Sgomberata dalla polizia l'area dell'ex Telecom di Treviso, da un mese la occupavano i giovani del collettivo ZTL, subito è scattata la protesta. Se qualcuno pensa che con questa iniziativa di sgombero della polizia la storia finisce, si sbaglia di grosso. Un fumogeno accompagna il camioncino che fa il suo ingresso nel cortile della ex Telecom a Treviso per riprendere gli arredi e gli oggetti portati dai ragazzi del centro sociale ZTL Wake Up, i quali, guardati a vista da un nutrito schieramento di forze dell'ordine in assetto antisommossa, protestano contro lo sgombero dell'immobile di proprietà di una società che fa capo tra l'altro a Tronchetti Provera e situato in una zona a forte rischio di degrado. Una decisione che era nell'aria da giorni, ma che ha comunque sconcertato i giovani che avevano occupato un mese fa l'edificio, ripulendolo dopo 20 anni di abbandono. Abbiamo pulito tutto, era una situazione di estremo degrado, siringhe, toppi, un sacco di schifezze, insomma. E inoltre ovviamente la cosa più importante è che all'interno abbiamo portato dei contenuti sia culturali che politici importanti e determinanti per questa città in cui tutto ciò mancava. La protesta è proseguita nel centro cittadino e per sabato è prevista un'altra manifestazione. La vicenda ripropone, come sottolinea anche una nota dell'UDC trevigiana, che peraltro si dichiara contraria alle occupazioni, la questione degli spazi urbani lasciati deperire e che potrebbero essere restituiti all'uso pubblico. Qua attorno la gente come ha reagito alla vostra occupazione? La gente ha reagito benissimo, anche non ci aspettavamo tutta la solidarietà che abbiamo avuto.